Prossima tappa? Suzuki Solutions. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions. Soluzione vincente. Suzuki. Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la gara di solidarietà che si è aperta in provincia di Varese a sostegno dei 22 sciatori afghani arrivati a Bugugiate nei giorni scorsi. Vediamo il servizio curato da Paolo Grosso, le immagini sono di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Al bar giardino di Bugugiate con la signora Gabriella, che è la madre delle titolari e che conosce benissimo la famiglia di Roberto Baratelli da molti anni. Sì, da circa 40 anni, da quando io sono venuta ad aprire il locale qui a Bugugiate, quindi sono sempre stati clienti del bar, fare la colazione o il caffè al pomeriggio. E quindi anche abbiamo la possibilità di scambiare qualche chiacchiera. Diciamo non è una conoscenza intima, però insomma ci conosciamo abbastanza. Mi diceva che sono molto riservati e che sono rimasti anche un po' intimiditi dal clamore che si è creato intorno Assolutamente sì, infatti quasi non ne parlano, sono quasi intimiditi quando ne parlano, però si capisce che insomma sono abbastanza orgogliosi di questa cosa che ha fatto il figlio, ecco. Il padre è molto impegnato nella comunità. Sì, attualmente non più tanto perché insomma gli anni ci sono, però è sempre stato parecchio impegnato, sì, e anche attualmente, cioè con il parroco collabora abbastanza. Ecco, mi diceva anche che dopo la notizia del salvataggio di queste famiglie afghane in paese si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà. Diciamo più tramite WhatsApp che non visivamente, ecco, soprattutto tramite anche l'associazione degli anziani. Questi stranieri quando arriveranno qui verranno sistemati in paese, è confermato questo? Sì, hanno già pensato a dei locali dove poterli ospitare. E sempre in tema di solidarietà è decollato oggi da Malpensa un carico di dispositivi e attrezzature sanitarie destinate a 3 ospedali di province dello stato di Cuba. In particolare vengono forniti 151 respiratori polmonari, 41 concentratori di ossigeno, 72.000 test rapidi per rilevare il Covid e oltre 500.000 di mascherine. È la risposta di chi si ricorda di essere stato aiutato, ha commentato Susanna Camusso, responsabile nazionale delle politiche europee e internazionali della CGIL. Il sindacato è tra le numerose associazioni che sostengono questa iniziativa. Si rafforza insomma il legame con Cuba, che quando scoppiò la pandemia in Lombardia inviò personale sanitario. È soprattutto un carico di amore, un carico di solidarietà che state dando al popolo cubano, ha sottolineato l'ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz. E adesso a Varese per la campagna elettorale Daniele Zanzi, candidato di Varese 2.0, ha illustrato oggi in Prealpina le priorità del suo programma. Vediamo il servizio di Paolo Grosso con le immagini di Angelo Puricelli, sul giornale in edicola domani, ampia intervista e approfondimenti. Qui con Daniele Zanzi, candidato sindaco di Varese per il movimento Varese 2.0, una lista civica certificata, come dite voi, che è stata anche per un po' al governo della città. Come vi presentate ora alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre? Ma noi ci presentiamo come abbiamo sempre fatto, cioè cittadini che lavorano per la città e non contro qualcuno. È vero, noi ci definiamo una lista civica 100% certificata. Perché? Perché i varesini ci conoscono ormai da tanto tempo. Non siamo una lista civica o un gruppo che è nato in concomitanza delle elezioni. Ormai sono 9 anni che noi siamo presenti sul territorio, ma non presenti così, presenti con lotte, con interventi. Pensiamo a Villa Augusta, a Villa Milius, al parcheggio della Prima Cappella, alla Ermacchi, a Via Selene, al Palaghiaccio, a tante altre cose. Certo,
Noi abbiamo governato non per un po' di tempo, per 5 anni. Siamo stati il gruppo civico che ha sdoganato il centro-sinistra varese, permettendo a Galimberti di vincere, perché abbiamo dato un segnale forte alla città. E siamo qua per continuare a fare quello che di buono abbiamo impostato, però con un'altra metodica, perché è importante cosa fare, quanto fare, ma anche il come farlo, con chi portarlo avanti e essere soprattutto leali e fedeli all'ascolto dei cittadini, cosa che chiaramente ha un po' disturbato in questi 5 anni i nostri rapporti. Chiarezza, linearità e trasparenza, e non a metà mandato trovarsi in giunta dei rappresentanti di un'alta lista politica neonata, Italia Viva, che nessuno aveva votato. Le alleanze si fanno coi voti e non con gli accordi delle segreterie di partito. Noi siamo dei cittadini e abbiamo un movimento civico che siamo convinti andremo avanti e molto per il bene della città, perché molti cittadini hanno capito in realtà che una città deve essere amministrata dai cittadini che sono sul territorio e non dai partiti che siedono all'interno di una segreteria cittadina. E adesso ancora un tema legato alla sanità. Gli infarti aumentano in Lombardia nei giorni più inquinati e la frequenza degli arresti cardiaci è proporzionale alla concentrazione di alcuni inquinanti. Questo emerge da uno studio condotto appunto in una vasta area della Lombardia da Francesca Gentile dell'Istituto di ricerca del Policlinico San Matteo di Pavia, e presentato questo studio al congresso della Società Europea di Cardiologia. Gli esperti hanno confrontato l'incidenza degli infarti giorno per giorno per la durata di un anno con le variazioni quotidiane delle concentrazioni di inquinanti, tra cui le famigerate polveri sottili. Gli esperti hanno così riscontrato che l'incidenza media di infarti al giorno era di 0,3 per 100.000 abitanti e che nei giorni con maggiore inquinamento la frequenza di infarti era molto più elevata. Maggiori approfondimenti si possono leggere nella rubrica salute di prealpina.it. E chiudiamo con una notizia di cronaca. A Saronno una donna di 70 anni scippata all'uscita del supermercato Esselunga. I malviventi in auto sono stati però intercettati da una pattuglia della polizia locale che si è lanciata all'inseguimento. Gli scippatori sono stati così costretti a sbarazzarsi del bottino lanciandolo dal finestrino. La borsa è stata recuperata dagli agenti e restituita alla settantenne. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani. Una buona serata.